A Ribera, in provincia di Agrigento, nel corso di un servizio di controllo del territorio denominato Trinacchia, i carabinieri della locale tenenza, con il supporto dei militari della compagnia di intervento operativo di Palermo, CIO, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 17enne di origine tunisina, residente nel centro Crispino e incensurato, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato filmato dai militari mentre transitava in piazza Giulio Cesare. Nel corso del controllo ha inizialmente consegnato spontaneamente una modica quantità di hashish, ma i successivi accertamenti hanno consentito di rinvenire ulteriori 8 involucri in pellicola di alluminio contenenti complessivamente 9 grammi della stessa sostanza. La successiva perquisizione a casa ha permesso di sequestrare ulteriori 290 grammi circa di hashish suddivisi in ben oltre 100 dosi e un panetto, nonché la somma in contanti di circa 4.800 euro in banconote di piccolo e medio taglio, ritenuta verosimilmente provento dell'attività di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, il giovane è stato condotto presso il centro di prima accoglienza Malaspina di Palermo.